Arriva il marchio di tutela per il pane tipico sardo, produttori e consumatori salvaguardati dalla nuova delibera della Regione. Pane tipico sardo, arriva il marchio di tutela, lo ha stabilito la Regione con una delibera che salvaguardia sia i produttori che i consumatori. Il servizio di Giovanni Pinna. Il civraju, la spianata, la pagnotta di Osilo e tutte le altre varietà della tradizione sarda saranno certificate con un bollino e il marchio di tutela di cui potranno fregiarsi solo i produttori di pane tipico e le rivendite che lo mettono in commercio senza equivoci. Lo ha stabilito la Giunta regionale con una delibera che completa la legge sulla panificazione approvata dal Consiglio 10 mesi fa. Tutelando chi prepara prodotti da forno, la normativa dà la possibilità di accedere alla DOP e alla IGP, marchi di qualità che metterebbero le specialità isolane al riparo dalle contaminazioni e dalla diffusione di pane spesso precotto spacciato per tipico, in particolare nei banchi della grande distribuzione, acquistato da consumatori non informati. Soddisfazione per la delibera è stata espressa da Confartigianato, che aveva premuto perché si dessero gambe al marchio di tutela. Ora, aggiunge la presidente regionale Maria Carmela Folchetti, è auspicabile intensificare i controlli nei confronti delle attività che espongono la scritta pane sardo pur non avendone i requisiti.